Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Venti del Territorio. Siamo alla 67esima edizione della mostra del Prosecco di OCG di Colle San Martino. In nostra compagnia il carissimo amico Luciano Stival, presidente del Proloco. Ben ritrovato Luciano, è un piacere non ripartire ma continuare alla grande dopo un 2022 che si è chiuso positivamente, insomma. Sì, buonasera a tutti, un 2022 che nonostante pandemia è andato veramente bene. Quest'anno ci sono le prerogative perché le cose possono andare meglio. Siamo partiti alla grande con una bella inaugurazione. Abbiamo avuto il primo reggimento dei carabinieri paracadutisti che si è lanciato nel nostro piazzale. Ovviamente non mancavano le autorità e come consuetudine c'era il nostro governatore a aprire, questa volta aprire il portone e tagliare il nastro con la forbice che è proprio arrivata dal cielo. Veramente una giornata emozionante dove ho visto veramente tanta gente e tante autorità. Come presidente purtroppo non ero più affidabile e quindi il Consiglio ha deciso di affidarmi, di mettermi alle dipendenze di 2 vicepresidenti, non me ne bastava più uno. Comunque qua onestamente abbiamo veramente una bella squadra, una squadra fatta di persone umili e tutti quanti disposti a dare una mano all'altro. Ho qua il volto giovane del Consiglio, della Presidenza del Consiglio e un quasi coetaneo e che mi danno un apporto e supporto. E partiamo col più giovane, Matteo Ronfini. Matteo, intanto ben ritrovato anche a te. A te facciamo dire quello che succederà da oggi a fine mostra qui a Colle San Martino. Buonasera a tutti, allora la mostra rimarrà aperta fino al 24 di aprile. Quest'anno abbiamo la novità del giro a cavallo e rimarranno comunque anche i nostri punti di forza come il buffetto, il trenino, quindi il Polaris che è un giro 4x4 e un tour in elicottero, oltre alle tradizionali cene a tema a cui si potrà prenotare per partecipare. Ben ritrovato anche a te Daniele. Che dire, questa mostra però i consiglieri senza volontari non farebbero granché, quindi un doveroso ringraziamento ai neoentrati ma anche a tutti gli altri volontari. Esatto, sì. Comunque buongiorno a tutti, comunque abbiamo un grande numero di volontari, sempre fiduciosi diciamo alla mostra. E ci danno veramente un grande, come si può dire, aiuto. Senza di loro non si può andare avanti. Daniele, però come mi ricordavi prima a telecamere spente, i volontari non sono mai troppi, quindi un invito a tutti gli abitanti di Colle San Martino ad avvicinarsi alla Proloco. Certo che sì, noi pensiamo proprio di dare l'invito di venire qui in Proloco perché c'è bisogno di appunto anche di tanti volontari. Grazie mille Daniele. Ultima battuta al Presidente. Abbiamo visto qua sopra stanno facendo gli assaggi per una premiazione. Di cosa si tratta? Onestamente questo qua è un gruppo privato che ogni anno si prende un paio di tavoli per fare delle degustazioni loro, assaggiano tutto quanto il vino della tradizione e fanno un loro punteggio. Noi onestamente il vino della tradizione, che sarebbe il nostro trofeo Enrico Giotto, l'abbiamo fatto già al suo tempo, abbiamo tirato fuori poi chi è il vincitore e il secondo e il terzo premio. E quindi è un vino che ancora va, è la tradizione e come diceva ieri il governatore è meglio che bruci un paese piuttosto che perdere una tradizione. Beh, sicuramente, ma quindi vuol dire che comunque la Proloco è aperta anche a tutte le altre associazioni del territorio. Assolutamente sì, qui della Proloco siamo veramente contenti di ospitare anche altre associazioni, lo abbiamo sempre fatto, addirittura l'altro giorno abbiamo assistito al trofeo Piva, noi veramente con l'associazione con la Cico San Martino andiamo veramente d'amore e d'accordo, c'è intesa e insieme si crea una forza. Volevamo far parlare di Colle San Martino per un bel po' di tempo, per 3 settimane ci siamo riusciti, siamo partiti bene con il loro trofeo e adesso speriamo che prosegua bene anche la nostra manifestazione.
onestamente non servono che ci siano eventi all'interno qua dei nostri locali. Qua a San Martino si può venire tranquillamente, il paese lo merita, il nostro territorio lo merita ancora di più. Noi cerchiamo di dare la massima ospitalità. I prossimi eventi che riguardano la Proloco sarà poi, andando avanti, onestamente collaboriamo con tutte quante le associazioni del paese, quindi apriamo le porte a chi ci richiede i locali e poi ufficialmente andiamo a San Martino a novembre. E non possiamo terminare questa intervista se non con un brindisi. Ci mancherebbe altro. Abbiamo il collaboratore. Buona serata a tutti. E quindi a tutti i telespettatori, salute.